Il Signor ha dit così: va e compra una boccalette di argile. Me ne da urti un po' di anziani dal popolo e un po' di anziani dei predis. E va fur de bande de conchie di beninom, che iete gli entrate de porte dai creps, e lì tu has di berlali speraulis che ti disarai io. Tu disaras, ascoltai la parole dal Signor, res di Giude e in di Gerusalemme. Il Signor deschiris Dio di Israele al dis così: vecchi cossoi, o stoi per far plombà quintre di che sluc, una disgrazia che due che cavigneranno a savele o si viralan iorelis. Di fad lor mi ha buttato di bande me, e han sbelleat che sluc, e hanno offerto incenso a altris dius che non avevamo conosciuti, ni lor bons, ni res di Giude. E hanno emplat che sluc di sangue innocente. E han fatto su i ciucs di Baal per brusare col fuoco i lor fis, olocausto per Baal, robe che non avevi ordinate e che non mi era mai sovvenute. Per la qual ve, avegni in dis, sentenze dal Signor, che sluc noi disaram pluito fet e conchie di Benimon, ma conchie dal Machialissi. O hai disuedato il consiglio di Giude e di Gerusalemme in che sluc, e io fasarai colà di spade, denan del lor nemis, e temans di quel casmicchia le lor vite, e o darai di mangiare lor cadavers, ai uccidi al ci e alle bestie de tiere. O fasarai diventare questa città una desolazione e una roba di sbeleale. Tutti che passaran per chi arresteran scaturize e assimilaran per tutti li sos feridis. Io nodrisarai con la chiar del lor fis e con la chiar des lor fis. E quanche lor nemis e che smichin alle lor vite iussidiaran e iuveran ridusuts all'estreme, ogni dun al mangiarà la chiar dal suo ami. Tu pararas dunque a tox la boccalette denanda ioms che vigneran da urti. Po turdisaras. Così ha disse il Signor de Schiris. Così o pararai a tox che spopul, e che ste citat, come che si pare a tox il vas dal vasar, di mut che non si rivi più a come dalo. In che volte si sotterrà in tofet, perché che non sarà più place per sotterà. Così o tratterai che sluc, sentenze dal Signor, e la soint, quanto riduserai queste citat come tofet. In che volte gli stiasi di Gerusalemme e gli stiasi dei res di Giude e saranno anche il luogo di tofet, socis, tutti gli stiasis, là che si offriva incenso literacis a tutte le schiris dal cil e si strucchiavano i bagions a atris dius. Da spo, Geremia tornò de parte, là che il Signor lo aveva mandato a profetà, e si fermata sotto porti de chiese dal Signor, e disse a tutto il popolo: il Signor de Schiris, Dio di Israele, al dis così: vecchi cossoi, o stoi per far plombà quintre di queste città e quintre di tutti li sos citats, tutti li disgracis quai professadis quintre di loro. Perché che hanno indurito lor chiav e non hanno voluto ascoltare le mie parole. Pascur, fi di Mer, predi e prinso ritendente chiese dal Signor, a sentì Geremia che profetava questi robis. Allora Pascur al pestà Geremia il profete e lo consegnà per farlo mettere in prigione d'ogni de parte ad al di Beniamin che iete chiese dal Signor. E succede che all'indomani Pascur al tira fur dai ciocs Geremia e che gli disse: il Signor non clamerà più il tuo nome Pascur, ma terror d'ulintor. Difatti il Signore al dis così: vecchi cossoi, ti consegnerai al terror, te e tutti i tuoi amici. Loro coleranno mediante spade dai loro nemici e i tei voi avviodaranno. Investit dur Giuda lo consegnerai te mans dal re di Babilonia, e io deporterai in Babilonia, e io coparà con le spade. O consegnerai tutte le ricchezze di queste città, e tutti i sei guadagns, tutti i sozzois e tutti i tesaurs del res di Giuda, te mans dai loro nemici, che io raffaranno, io chiapparanno e io porteranno a Babilonia. Tu, Pascur, e tutte la inde to chiase, o la res prisoniers. Tu arriveras a Babilonia e tu moriras ventilà. Tu moriras e tu saras sotterrà la vie, tu e tiei amici, che tu ar professadis falsitats.
Tu mi hai imbrogliato, Signor, e io mi sono lasciato imbrogliare. Tu mi hai sfarciato e tu le hai svinciute. O sono diventato una sblefe seguitive, a son tutti che mi ridin da ur. Perché ogni volta che feveli, o hai di berlà, o hai di professare violenze e rovine, proprio la parola del Signore è diventata per me una vergogna e una sblefe seguitive. Perché il co pensavi? Non vuoi più impensarmi di lui e non fevelerai più tal suo non. Ma tal mio cur aliere tanche un fu che il brusa struccato in tai miei ues. O ci rivi di domalu, ma non hai arrivato. Propit, o hai sentito di chiacchiere di tante di loro, terror, dolintor, denunciatelo, denunciarin. Tutti i miei amici aspietin che mi inciopedi. Sa la corsi la si imbroglià e così arrivarin a vincilo, si svindicarin contro di lui. Ma signora le commetta anche un fuart plen di vigorie. Perché i miei persecutori s'accloparan e non levaran vinte. Avaran grande vergogne, perché non la radrete, vergogne eterne, che non si la dismenterà par mai. Ma tu, signor Deschiris, tu scrutinis con giustizie, tu viodis i rognons e il cur. Io odioldarai dal tuo svindico intre di loro, perché le mie cause tale la sade a te. Cantaita, Signor, laudaite, Signor, che la libera della vita dal puar des grifis dal triste. Maledette la di che sono in assut, la di che mi ha porturit me mari che non sei di benedide. Maledette l'om che gli ha portato la gnova mio pari di zint, tu hai avuto un frutto e lo ha colmato di gionde. Che l'om che sei di come li citats, che il Signore alla fiscadis cence remissione, che al sinti il berli a buinore e a misdì sun di guerre. Perché mo non mi hai al fad morit al grim, me Maria sare stata per me il mio tombale, e so grim una gravidance per sempre. Perché mo so io stata al fuor dal grim, per vio di patimento e dolor, e finì i miei dis in te vergogne?